Oggi si presenta un progetto formativo effettuato in collaborazione con la sezione della Polizia Stradale di Agrigento, il Comune di Agrigento e l'Associazione Aquarinto. Il tema del progetto è Siamo sulla buona strada. Ecco, qual è l'apporto che voi come Comune e lei come Assessore dà a questa iniziativa? L'iniziativa parte dall'Associazione Aquarinto, che è l'associazione che è attuatrice del progetto SPRAR, cioè del progetto di accoglienza degli stranieri con richiesta di asilo per motivi politici, e quindi il titolare del progetto è il Comune. Per questo noi abbiamo aderito assolutamente volentieri a questa iniziativa, che è molto importante nell'ambito dell'integrazione dei ragazzi che appunto stanno nei centri di accoglienza denominati SPRAR, per renderli consapevoli delle regole che ci sono nel nostro territorio, in Italia, regole che nel caso specifico sono relative al codice della strada. Infatti l'iniziativa è fatta in collaborazione proprio con la Polizia Stradale. Un progetto cui l'Aquarinto ne è il capofila. Siamo sulla buona strada. Come si articolerà l'iniziativa? Allora, intanto diciamo che è un progetto finalizzato alla conoscenza e all'orientamento del territorio in favore dei migranti richiedenti protezione internazionale accolti nei 6 progetti SPRAR della provincia di Agrigento. È un'attività che riteniamo di fondamentale importanza, perché si parla spesso di integrazione, ma più spesso si dovrebbe capire quali sono le chiavi per iniziare un percorso vero di integrazione. In questo senso, in collaborazione con il Comune di Agrigento, che è il titolare del progetto, e con gli altri comuni aderenti e alla Polizia di Stato, abbiamo strutturato un percorso di informazione sulla sicurezza stradale nei confronti dei migranti, che ad oggi vedono e vedevano soltanto la polizia come un organismo tra virgolette repressivo. Invece è un organismo al servizio del cittadino e quindi al servizio anche loro. Molto spesso poi sono capitati episodi tragici anche in strada, sull'utilizzo sia sui passaggi pedonali ma anche con la bicicletta, e quindi importantissimo dare a loro un'infarinatura ed una informazione. Devono conoscere le regole camminando sia nel tessuto urbano che nel tessuto extraurbano, a piedi o in bici o con qualsiasi mezzo, le regole che legittimano il poter andare in giro appunto liberamente in strada. Io ho accettato veramente di buon grado l'invito degli amici dell'Aquarinto. È un progetto molto interessante. Il nostro compito sarà proprio quello di verificare alla fine dei loro incontri il lavoro effettuato. Io credo che ai fini dell'integrazione dei richiedenti asilo proprio nel nostro territorio sia fondamentale il rispetto delle norme in generale, e in particolare poi quelle anche del codice della strada, visto che anche loro sono utenti della strada, e quindi il rispetto delle norme nello Stato italiano si parte proprio da quello del codice della strada. Sono molto contento di questa lezione che parla della strada, perché è una cosa buona. Noi dobbiamo sapere come camminano le macchine prima di salire sulla strada, dobbiamo guardare a sinistra, destra per salire, sennò può succedere un accidente. Per questo questa cosa è una cosa veramente personale, sono contento, e tutti gli gente pure sono contenti di questa cosa.